Giulia Pastorino, fra le artiste più giovani che vediamo qui in mostra a Sarmede, che effetto fa essere qui e soprattutto vedere le proprie tavole accanto a quelle di artisti che sono veramente dei nomi di riferimento a livello internazionale nel mondo dell'illustrazione? Sono felicissima, poi dall'altra parte c'è anche il lato dell'insicurezza, comunque del dire ma che cosa ci faccio io qua in mezzo a tutti questi lavori splendidi. Poi io ho appunto un modo di disegnare che si avvicina quasi al disegno impulsivo dei bambini, diretto, con forme estremamente semplici, per cui è strano, no? Vederlo in mezzo a tutt'altro, dei lavori che stai ore a guardarli per guardare ogni particolare. Le tavole che vediamo qui esposte in questa sezione appartengono ad un libro illustrato che ci pone una domanda anche molto ambiziosa. Dentro me cosa c'è? È una domanda a cui appunto come date forma e soprattutto è una domanda che ha una risposta. È un libro che parla di tante cose, tante tematiche, proprio del corpo, parla di corpo, del nostro corpo, delle parti del corpo e delle sensazioni che ci dà, delle emozioni che proviamo, che prova il bambino ma che proviamo tutti. E il testo di Daniela Carucci me l'ha donato dopo che abbiamo fatto un laboratorio insieme casualmente con i bambini. Lei si occupava di teatro, quindi ha fatto uno spettacolo teatrale, io del segno e delle scenografie. E dopo questo laboratorio, questo incontro durato parecchio tempo con i bambini e le bambine, lei mi ha scritto questo testo e quindi ci siamo ritrovate a collaborare di nuovo con questo albo illustrato. L'incontro costante con i bambini e le bambine ti stimola, ti dà un sacco di idee. Poi riguardo il mio modo di disegnare non è stata una scelta, cioè nel senso io non è che disegno così perché voglio simulare il disegno del bambino, cioè non è una scelta precisa, è un mio modo di fare perché mi piace insomma muovere le forme, i personaggi nello spazio, sovrapporli, giocare con i colori. Questo è un modo che mi tiene viva e mi diverte. Com'è stato il tuo percorso per arrivare fino a qui e poi appunto il passaggio da disegnare magari un po' per sé a farne davvero un lavoro? Allora io diciamo che come percorso di studi prima di appunto arrivare ad oggi ho sempre seguito un percorso molto lineare. Che noia! Quindi ho fatto il liceo artistico, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Genova, però a indirizzo grafica, quindi log, impaginazione, così. Da lì mi sono resa conto che non è che mi piacesse granché e allora ho capito, ho iniziato a conoscere un po' di più il mondo dell'illustrazione. Dell'albo illustrato ancora non sapevo quasi nulla, non ho avuto un'infanzia piena di albi e libri coloratissimi, quindi li ho scoperti diciamo un po' dopo. E poi mi sono trasferita a Urbino, ho fatto illustrazione, la specialistica all'ISIA e da lì poi sicuramente il rientro poi a casa in cui passi dall'essere iperstimolata al confronto costante con i tuoi compagni e le tue compagne al rientro a casa in cui dovresti iniziare a lavorare e buttarti nel mondo del lavoro è stato un po' difficile, ecco, non è arrivato subito nell'immediato. Però partendo dal piccolo, almeno per me è stato così, sono partita raccontando una storia piccola, vicina, della mia città e piano piano partecipando un po' a concorsi e così continuando a disegnare, ma adesso ho fatto sì che questo diventasse il mio lavoro, cioè, o meglio è arrivato. Sì, sicuramente bisogna lavorare tanto e crederci, poi nel mezzo non ho fatto sempre solo questo, ho fatto mille altri lavori, sì. Però è possibile. Sì, ad oggi ti dico sì, poi non so quanto durerà, ecco.